candidato a sindaco numero 1 a Moneglia è Giovanni Vernengo, nato a Genova il 20 giugno 1954 e sposato, ha 2 figli e 2 nipoti. È laureato in giurisprudenza, ha svolto attività come direttore generale di ATP e membro del consiglio di amministrazione di Villa Ravenna. Attualmente è in pensione. Appassionato di vela, è stato sindaco di Moneglia dal 1995 al 2004. Nel 2019 ci riprova candidandosi sostenuto dalla lista Insieme per Moneglia. Come pensate di sostenere le famiglie che vivono a Moneglia e di contrastare la denatalità che affligge ovviamente non solo Moneglia ma più in generale tutto il nostro paese? Il compito di un'amministrazione comunale ovviamente è quello di creare delle condizioni con dei servizi, per esempio, che possano in qualche modo aiutare le giovani famiglie a rimanere a Moneglia e a viverci bene, insomma, nella sostanza. Ci sono alcune cose che secondo noi sono prioritarie e devono essere fatte. Per esempio a Moneglia esiste già una struttura per bambini che però deve essere trasformata, a nostro avviso, in un vero e proprio asilo nido, con un servizio mensa e la possibilità di permanenza fino al pomeriggio, altrimenti così com'è non è perfettamente adeguata a quelle che sono le esigenze comprensibili di giovani coppie con bambini piccoli, e questo per esempio è un aspetto. Poi ci sono aspetti anche sulla fiscalità locale. Ora sappiamo benissimo che esistono dei vincoli che sono dati dal patto di stabilità, sono dati dalle attuali normative nazionali. Peraltro ci sembra che a Moneglia, che è un paese che tutto sommato non sta male economicamente, il comune possa, come dire, creare delle facilitazioni fiscali, in qualche modo già ci sono, ma che siano ampliate, per esempio per l'affitto di appartamenti, di seconde case, facilitazioni fiscali al proprietario perché sia incentivato a facilitazioni fiscali, diciamo migliorando quelle che già ci sono, perché sia incentivato ad affittare queste case per esempio alle famiglie, in particolare alle giovani coppie. Per quanto riguarda il turismo, ovviamente per incentivare, per sostenere la famiglia occorre creare condizioni di lavoro. Come pensate di potenziare il turismo a Moneglia? Dunque, Moneglia vive, l'economia monegliese è fondata sul turismo e questo è un dato di fatto su cui non c'è niente da dire. Ora, ovviamente il turismo, la domanda turistica è cambiata nel tempo. Ad una domanda, ricordo quando io ero ragazzo a Moneglia, ad una domanda tipicamente balneare, quindi periodo estivo e bagni. Si è sostituita una domanda più complessa, i periodi di vacanza sono molto più ristretti, ai tempi si parlava di un mese di vacanza, adesso si parla forse di una settimana di vacanza. E questa domanda è diventata più complessa, non basta più il mare, che peraltro a Moneglia è bellissimo, come sappiamo, ma c'è una domanda più complicata, vuole questa, oltre al turismo balneare, e ci devono essere i sentieri percorribili per le passeggiate, ci deve essere un pacchetto che comprenda tutta questa roba qua, l'enogastronomia, i prodotti tipici, la manifestazione culturale, la manifestazione di altro genere, eventi sportivi, insomma il turista vuole oggi un qualcosa di più complesso e ampio che non sia la semplice fruizione del mare. Quindi il nostro intendimento è quello, sostenendo le realtà associative, culturali, che già sono sportive, che sono già presenti a Moneglia, di creare un sistema Moneglia che coinvolga ovviamente, visto quello che ho detto prima, non solo il capoluogo ma anche le frazioni, creando una sinergia tra le frazioni e il capoluogo che possa meglio rispondere a questa mutata domanda turistica e creando anche, mi si passi il termine, un brand, una caratterizzazione di Moneglia che la possa rendere appetibile in Italia e all'estero per il turista italiano, ma anche soprattutto anche per il turista straniero, insomma ci sono anche molti stranieri. Queste sono le nostre intenzioni.
Moneglia rischia spesso di rimanere isolata. Il problema delle gallerie ovviamente è sempre molto importante e difficile da risolvere. Voi cosa avete in mente per migliorare l'accesso alla vostra città? Ma guardi, noi pensiamo che le gallerie sono un po' il cordone ombelicale di Moneglia col mondo. Se le gallerie diventassero impercorribili sarebbe un problema enorme non solo per le famiglie ma anche per i monegliesi, ma anche, in generale per i monegliesi, per il turismo, per l'economia stessa del paese. Quindi le gallerie vanno preservate. Ora io ho visto che di recente, dopo, lo dico senza polemica, una quindicina d'anni di noncuranza, si è mosso qualcosa. Peraltro credo che debba essere fatto un progetto un po' più concreto anche nei costi, visto che ho letto si parla di ipotesi di costo che francamente ben difficilmente potranno essere finanziate da chiunque, e quindi occorra individuare le situazioni a rischio in maniera un po' più puntuale e un po' più concreta anche in termini di costi, e ovviamente intervenire, perché le gallerie sono un aspetto fondamentale per la viabilità monegliese. Quali sono secondo lei i lavori pubblici più urgenti che Moneglia aspetta? Beh, ci sono per esempio dei lavori pubblici che erano presenti nei programmi elettorali già del 2014, forse anche di prima, che sono per esempio la regimazione idraulica del torrente San Lorenzo e lo spostamento del campo sportivo dalla Secca in Rio Canà, rendendo tra l'altro libera un'area di grande pregio in fregio al mare. E questi sono interventi che insomma, sono presenti nei programmi elettorali da parecchio tempo e che oggi chiedono di essere realizzati nella sostanza. Dopodiché credo che ci sia la necessità di una grande attenzione, anche pensando a quello che abbiamo detto prima sul turismo e ai bisogni delle persone, una grande attenzione su quelli che sono i temi classici di un'amministrazione comunale, il decoro urbano, la raccolta dei rifiuti, il verde pubblico, che devono essere migliorati, proprio perché credo che se i cittadini di Moneglia vivranno meglio a Moneglia, vorrà dire che anche i turisti potranno vivere meglio a Moneglia, quindi insomma si tratta sempre. Quali sono i punti principali del vostro programma e un po' la filosofia, diciamo così, della vostra candidatura? Dunque, la filosofia della nostra candidatura è questa. Partiamo dal nome della lista, Insieme per Moneglia. Insieme è un bellissimo nome, dà l'idea della comunità. È una lista civica perché pensiamo che soprattutto in realtà piccole come la nostra la politica passi in secondo piano e quello che conta siano i fatti concreti. Il comune è l'ente più vicino, l'ente pubblico più vicino alla persona, al cittadino. Quindi diciamo che il filo conduttore di tutto quello che noi ci proponiamo di fare è l'attenzione verso la persona in una sorta di coinvolgimento, di amicizia sociale, di incontro, dove ognuno possa sulla base delle sue esperienze, della sua vita quotidiana, sottoporre al comune, e oggi è facile perché grazie ai social, anzi approfitto per dire che c'è una pagina Facebook e Instagram Insieme per Moneglia dove chi vuole potrà seguire l'evolversi della campagna elettorale, quindi dicevo oggi è più facile e quindi l'amministrazione comunale dovrà saper ascoltare i suggerimenti e anche le critiche e anche i mugugni, saper reagire per migliorare la vita quotidiana delle persone, avendo sempre al centro, come diceva lei, le persone, gli anziani, le famiglie, la persona. Ci sono altri punti del suo programma che le stanno particolarmente a cuore? Beh, per esempio tutto quello che riguarda la politica di cui parlavamo prima, la politica verso le famiglie, verso gli anziani, verso i giovani che sono il nostro futuro, in una, come dire, sempre avendo presente le nostre tradizioni e la nostra cultura che devono essere sempre presenti a tutti e devono essere il motore di questa amicizia sociale, di questo scambio e di questa promozione del sistema Moneglia, che è quello che dicevo all'inizio che intendiamo fare.
E d'altra parte, per migliorare le cose bisogna migliorarle, e bisogna migliorarle tutti insieme. Il candidato a sindaco numero 2 a Moneglia è Claudio Magro, nato a Chiavari il 6 luglio 1962, è sposato e ha 2 figli. Diplomato ragioniere, svolge attività come commercialista. È appassionato di filatelia. È stato vice sindaco di Moneglia dal 2004 al 2009, sindaco dal 2009 ad oggi. Alle amministrative 2019 si ricandida appoggiato dalla lista Il Faro. Come pensate di sostenere la famiglia e contrastare la denatalità? Beh, intanto la famiglia per noi è sicuramente centrale e proprio per questo abbiamo con entusiasmo firmato il manifesto del Forum delle Famiglie e se riusciremo a trovare le risorse stiamo pensando anche a una specie di bonus bebè comunale. Come pensate invece di potenziare il turismo, che è uno dei settori comunque fondanti dell'attività del Comune? Beh, intanto partiamo dalla considerazione che il turismo costituisce la nostra prima risorsa e pertanto come tale va assolutamente coltivata e trattata e sviluppata in modo adeguato. Per noi l'obiettivo centrale è quello di un turismo di qualità, non solo nella stagione estiva, obiettivo che può essere raggiunto supportando gli operatori, i quali già si muovono nella direzione di promuovere la città, operatori singoli associati in un'attività di promozione, realizzando una pianificazione strategica anche attraverso un progetto di comunicazione nel quale possono tranquillamente essere investite le risorse che provengono dall'imposta di soggiorno, ovviamente di concerto con gli operatori stessi, come prevede la legge, ma come già abbiamo fatto e intendiamo continuare a fare. Direi che la nostra offerta turistica deve evidenziare l'eccellenza della nostra proposta, che è costituita dal mare, dal verde, dalla cultura, soprattutto nel panorama internazionale. Questo per vincere la concorrenza dei nuovi mercati, che è sempre più agguerrita. Devo dire che il conseguimento continuativo della bandiera blu e l'ingresso tra i borghi più belli d'Italia, quest'anno anche con la partecipazione alla finale della trasmissione del Borgo dei Borghi, ci hanno consentito di essere presenti molto spesso sulla ribalta televisiva nazionale in modo gratuito, quindi cercheremo sicuramente di portare avanti e di continuare a mantenere questi importanti riconoscimenti. Anche facendo rete con i comuni vicini? Certamente, uno dei nostri principi è quello comunque di collaborare assolutamente con i comuni vicini, a prescindere da quelle che sono le rispettive identità. Moneglia, si è visto nel recente passato, rischia di restare a volte isolata. Pensiamo al collegamento delle gallerie di Moneglia. Quali interventi avete in mente per migliorare la viabilità della frazione, del territorio e la sicurezza proprio delle gallerie? Beh, la strada delle gallerie è certamente di vitale importanza per Moneglia, ma dobbiamo essere consapevoli che è stata realizzata quasi 150 anni fa. Nel recente passato siamo intervenuti diverse volte, devo dire nei tratti di nostra competenza, ma anche i comuni vicini hanno fatto altrettanto, e proprio nelle scorse settimane abbiamo approvato uno studio di fattibilità per la riqualificazione e l'ammodernamento di questa importante strada. Devo dire con soddisfazione che abbiamo avuto la prestigiosa presenza del Presidente Toti alla presentazione pubblica di questo studio, il quale ci ha accompagnato la sua presenza con la buona notizia di un primo finanziamento di circa 500.000 euro per i primi interventi più urgenti e con la ragionevole previsione di poter attingere nel futuro prossimo, quindi nell'anno 2020, al Fondo Strategico Regionale per ulteriori interventi. Cosa prevede questo intervento? Si tratta di intervenire sugli aspetti strutturali, ma anche sugli aspetti tecnologici, come l'illuminazione, come l'impianto semaforico, come il wifi, quindi effettivamente questo studio interviene a 360 gradi.
Quali sono, secondo lei, i lavori pubblici più urgenti e ulteriori di cui ha bisogno Moneglia? Basta guardare quelle che sono le priorità e che abbiamo indicato e quelli che sono già finanziate e che sono in programma proprio nei prossimi mesi. Direi quindi innanzitutto l'adeguamento antisismico dell'edificio scolastico, che è già finanziato in compartecipazione in parte con la Regione, col MIUR, il Ministero dell'Istruzione, per un totale di 800.000 euro, un intervento importantissimo che prevede anche un cofinanziamento comunale, ma riteniamo che una scuola sicura sia un obiettivo assolutamente da conseguire, pertanto merita anche che siano state delle risorse. L'intervento è previsto nelle estati 2019 e 2020, ovviamente per non interferire con il discorso della scuola, perché di scuola ne abbiamo una a Moneglia. Un altro intervento già finanziato e che sarebbe potuto già partire, ma di concerto con gli operatori che abbiamo sentito, abbiamo ritenuto di posticipare al termine della stagione estiva, è il completamento della riqualificazione, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dei sottoservizi relativamente al controviale. Il completamento del controviale fino a quelle che sono le scale gemelle è stato già realizzato, manca il pezzo dalle scale gemelle fino ai bagni Letizia, per chi conosce Moneglia, e è già appunto finanziato anche in questo caso attingendo un bando regionale per 120.000 euro e aggiungendo la somma necessaria al completamento che è più o meno altrettanto con fondi comunali. Un altro intervento assolutamente importante, intervento sempre in tema di lavori pubblici, per il quale siamo ottimisti nel senso di poter avere a breve termine un adeguato finanziamento, è la messa in sicurezza del bacino del torrente San Lorenzo, anche con la realizzazione di una passerella pedonale che vada a risolvere i problemi di traffico. Dico che sono ottimista perché finalmente dopo anni abbiamo ottenuto la validazione dal punto di vista idraulico, abbiamo presentato domanda di finanziamento attraverso i fondi del Porfesr, l'intervento è stato dichiarato ammissibile, non è entrato nel primo lotto di finanziamento, ma è abbastanza in buona posizione, direi sicuramente in buona posizione, e auspichiamo che possa essere finanziato addirittura entro la fine dell'anno. Altri punti del suo programma, cosa vuole sottolineare? In generale noi puntiamo a migliorare la qualità della vita dei monegliesi, cercando ovviamente di intervenire anche nel procurare nuovi e più duraturi posti di lavoro che ovviamente passano per il prolungamento della stagione turistica. Ci sono ancora 1 minuto e 50 a disposizione. Cosa vuole sottolineare? C'è dell'altro che vuole sottolineare? Ma direi che posso sottolineare che noi ci presentiamo in continuità con i 3 mandati amministrativi della lista Il Faro, ma anche rinnovati, con un equilibrio, ritengo, tra i consiglieri uscenti e i nuovi candidati. Quello che posso garantire è la presenza mia, degli assessori, dei consiglieri, presenza in comune e sul territorio e la disponibilità ad ascoltare tutti. Su questi presupposti pensiamo e chiediamo ai monegliesi di confermarci la loro fiducia. Insieme per Moneglia, insieme è un bellissimo nome, dà il senso della comunità. Perché quello che noi crediamo è che l'amministrazione comunale debba sempre avere al centro delle proprie intenzioni e delle proprie azioni la persona intesa singolarmente e la persona nelle sue forme aggregative, quindi le categorie sociali, le associazioni, eccetera, eccetera. Noi crediamo questo e pensiamo che tutto dovrà ruotare attorno a questo concetto. Se pensate di condividere questa ipotesi, allora vi chiediamo di sostenerci con il vostro voto alle elezioni del 26 maggio. Perché i cittadini di Moneglia dovrebbero votarla come sindaco? Guarda, noi ci presentiamo nel segno della continuità con i 3 mandati dell'amministrazione della lista Alfaro, ma anche rinnovati,
avendo, ritenuto un buon equilibrio tra i consiglieri uscenti e i nuovi candidati. Il nostro programma punta a migliorare la qualità della vita dei monegliesi, a creare nuovi e più duraturi posti di lavoro, consolidando la nostra immagine turistica. In questi anni ritengo valorizzata dal reco delle bandiere blu e dal riconoscimento come uno dei borghi più belli d'Italia. Quello che posso garantire è la presenza mia, degli assessori e dei consiglieri in comune e sul territorio e la disponibilità a confrontarci ed ascoltare tutti.